non amando i preraffaelliti, pensavamo di non proporli. Leggemmo la biografia di Lizzie Siddal e questa donna ci affascinò, come accadde a Gabriele Rossetti, per cui la raccontiamo. Rossetti aveva tra gli amici Millet, che dipinse un'Ofelia in diluizione in un ruscello floreale in un pittoresco giardino primaverile. Lei ha i capelli rossi, lentiggini, gli occhi grigi e labbra rosse. Ed un petto, dobbiamo dirlo, il perché lo saprete, minuto. Caratteristiche fisiche che si ripetono in quella di Waterhouse, che si asciuga i capelli su un tronco o che su una barca è incerta se lasciare la cima a catena. Non siamo certi che la modella fosse la stessa, tuttavia la prima, Lizzie, per quanto dipinta in studio dentro ad una vasca, si prese un malanno che la costrinse a letto per settimane e senza esser pagata, perché lo fece per amore di Dante, bello e tenebroso, e presto sarà famoso. Questi amava praticare la poesia e tra i molti autori prediligeva Dante, da bravo figlio d'un italiano profugo in terra inglese, ove Gabriel nacque a Londra il 12 maggio 1826. Lizzie sarà la sua Beatrice. Gabriel fu tra i fondatori del movimento estetico dei pre-raffaelliti. Per loro la storia dell'arte finisce con Raffaello ed una scultura classicheggiante come la schiava greca di Hiram Power era disprezzata quale pornografia. Un puritanesimo ipocrita, come vedremo. Lizzie era bella, tuttavia esile, indimenticabile nel suo vestito rosso. Mentre Lizzie soggiornava ad Hastings con Cristina, sorella di Gabriel, questi trovava conforto con Elsie e con Jane Barden, moglie dell'amico Morris. Costei si prestò a posare in rosso ed in blu e con capelli sciolti. Dei quadri c'è sinora poco da dire, se non quel costante velo di malinconia, che peraltro Jane manteneva anche in fotografia. Continuiamo a narrare la storia di Lizzie. La fama di Rossetti era lampada per le falene. Annie Miller s'accoda alle altre con forza giunonica. Annie, Jane e le altre che diremo hanno una particolarità, tutte simili a Lizzie, e lui le usa per Marie, Angeli e Beatrici. Nel Seme di David, un trittico da Requiem, la colomba dubita d'essere planata su un funerale. Le usa un po' tutte. Sapete cos'è il laudano? Oppio diluito in alcol, inventato nel XVI secolo dal medico Paracelso e reso liquido dal collega inglese Thomas Sydenham. Lizzie ne faceva uso, così come Rossetti. Questi a gocce, lei a flaconi. I preraffaelliti detestavano la pornografia perché ripetitiva e noiosa. Sophie Gengembra
faceva eccezione e comunque ripetitiva era la serie di amanti modelle, l'ultima Fanny Cornford, domestica tuttofare di Rossetti. E questi è ormai una stella. Si può permettere il proibito, l'oppio, e di denudare il seno di Venere. Vogliono essere ritratte da lui Ellen Smith, Alexa Wilding, Catriona Muir. La ripetizione, con varianti floreali, la ripetizione di Lizzie, che nel frattempo è morta per overdose. Avendo deposto nella bara gran parte delle sue poesie con gesto tragico romantico, avrà un ripensamento e Gabriel tornerà al cimitero di Highgate, farà riesumare la salma, recupererà le poesie che stamperà, violando il suo onore ed offendendo i suoi ammiratori, non noi.